Allora, ritorniamo a noi. È interessante anche capire un po' il suo punto di vista, suo poi l'espressione della Lega o meno, insomma, del soggettivo, comunque da assessore nei confronti delle manifestazioni di indipendenza che si sono appalesate più volte in regione. Come le vede? Perché comunque lei diceva noi siamo per una forma maggiore di federalismo, di questo e quest'altro, però si sta procedendo a livello nazionale verso una forma di accentramento maggiore, l'abbiamo visto, dal dire ti tolgo comunque le risorse che sono la possibilità di muoversi autonomamente, oppure dando deleghe minori alle regioni o di fatto realizzando questo. Poi adesso vedremo se anche una riforma costituzionale va anche a chiarire ulteriori rapporti Stato-Regione e quindi ulteriormente a privarle di un'autonomia di spesa, gestionale o quant'altro, perché viste come centri di costo, di spesa invece che di intervento effettivo. E le manifestazioni autonomistiche che ci sono in regione, che sono forti anche? Ma insomma, Forti, insomma, sono siamo una presenti. delle regioni leader da questo punto di vista, nel senso della forte autonomia che viene richiesta dal basso, quindi dai cittadini. Io sono un convinto secessionista, ma secessionista nel senso che in questa nazione così com'è non la trasformi. Può solo andare nel baratro e andare al fallimento, quindi o c'è una scelta forte di ristrutturazione reale dei territori, altrimenti non fai nulla. E lo si vede tutti i giorni, insomma, che non è possibile riformare dal di dentro questa nazione. Perché? Perché pur avendo fatto 20 anni, 10 il governo e 10 l'opposizione, la Lega anche negli ambienti romani, per quanto abbiamo cercato di portare verso i territori il potere, le decisioni, negli ultimi 3 anni hanno praticamente azzerato. Noi avevamo una struttura costituzionale che diceva c'è un potere che ha lo Stato, un potere che mediamo fra Stato e Regioni e un potere che ha le Regioni. Stanno cancellando tutto ciò che è mediabile e tutto ciò che c'è nel territorio. Stanno centralizzando, ma in modo veramente velocissimo il tutto. La volontà quindi è quella, hanno chiuso le province, vogliono rivedere le regioni in macro regioni, cioè vogliono praticamente dire che il comune col cappello in mano deve venire a Roma a chiederci la questua. Questo è il disegno strategico di un partito statalista come è quello appunto al governo del PD e lo vediamo tutti i giorni nella trasformazione verso il centralismo e tutto il resto. Noi abbiamo fatto una forte e importante scelta come Regione Veneto, quella di fare una legge, anzi ne abbiamo fatte 2, proprio perché c'è, con l'intento anche di mediare con questo Stato, se fosse possibile, una forte autonomia o addirittura andare verso l'indipendenza dallo Stato. E queste le abbiamo poste per fare appunto un referendum, cioè, primo, abbiamo Quindi fatto una avete legge fatto queste regionale che serve esatto. per consultare i cittadini, quindi non è che con queste leggi andiamo a decidere, andiamo a sentire i cittadini cosa vogliono fare, perché lo Stato, ed è questo già l'aspetto vergognoso, ce le ha impugnate, cioè non ci vuole Infatti. neanche far sentire i cittadini, perché evidentemente hanno paura. E su questo aspetto credo che sia importante, quindi tornando anche alla sua domanda, mettere insieme tutte le forze dell'autonomismo, dell'indipendentismo, cioè quest'area macro che avrebbe la maggioranza assoluta, purtroppo come lo è nella storia dei Veneti, è molto frammentata, molto frazionata. Se pensa che fra partiti, associazioni culturali siamo divisi in 22-24 micro satelliti, a parte la Lega che ha numeri importanti, capisce che sarebbe ora veramente di fare l'unità, se l'unità degli intenti è quella appunto, se invece l'obiettivo è quello di ognuno avere la sua carichetta, allora gli No, no, infatti altri sono gli là è aspetti. la cosa che allontana tutti dalla politica sostanzialmente. Esatto. Quindi il problema è che adesso non si arriva neanche a poter indire questo benedetto referendum, insomma. Noi siamo bloccati, in uno Stato centralista come abbiamo noi, ormai se va a vedere negli ultimi 5 anni, anche già col governo, l'ultima parte del governo Berlusconi cominciava a esserci
tensione con le regioni, cioè tutta la produzione legislativa che noi facciamo molto spesso viene impugnata, cassata, modificata dallo Stato centrale, e quindi c'è in un momento in cui dovremmo andare invece sempre più verso le autonomie, sta succedendo esattamente il contrario e ci sta mettendo veramente in difficoltà sia legislativamente sia economicamente. Però le autonomie non sono viste di buon occhio, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto dall'Europa. Quindi da un lato, se l'Europa ha delle aspettative da stati, da macrosistemi, non da piccole imprese, ma da grandi gruppi economici, immaginiamoci uno Stato dove si presentano delle autonomie maggiori. Ma Come la non vedete? a caso la Lega sta combattendo questa Europa. Non a caso la Lega in questi 10, circa 12 anni di euro abbiamo visto che l'Europa barra l'Italia si è notevolmente impoverita. Questa è una presa d'atto, inutile dire l'euro ci ha salvato, la macro. Comunque siamo tutti molto più poveri e le prospettive sono in peggioramento, quindi credo che bisogna anche fare scelte forti e importanti per i propri cittadini. Se una situazione non va bene credo che vada cambiata, ecco perché c'è una lotta da parte della Lega contro questa Europa e contro questa Europa che è molto, e contro questo euro che è molto l'Europa centralista, e l'euro sta ammazzando cittadini e imprese. Che peso abbiamo avuto nel nostro semestre europeo? Sotto zero, nel senso che a parte il discorso di apertura e di chiusura del semestre non abbiamo portato a casa nulla. Era il momento di incidere in senso importante perché Si sperava nel Made in, no? Nel riconoscimento del Made in Italy. neanche quello alla fine è un ottimo risultato. L'Europa poteva essere comunque da quel punto di vista un qualcosa di interessante, perlomeno per cercare di prendere delle risorse, però, e qui ricado in Italia ma soprattutto anche nel Veneto come esempio, perché poi ci stanno dicendo non andate più a chiedere risorse nei progetti europei, ma sa qual è l'assurdo? Perché noi stiamo facendo... Cioè, come non andate a chiedere risorse? Se ormai le risorse sono solo là in Europa, nei progetti europei? Sì, ecco, ma le spiego il problema, qual è? L'ingorgo qual è? Se i progetti europei sono a compartecipazione, normalmente sono 80% risorsa europea, 20% risorsa regionale. Se noi non abbiamo quel 20% per poter... Ah, non potete neanche accedere ai progetti europei? Esatto, Perché non perché avete poi soldi? tutti fanno i geni della politica o della finanza. Se noi abbiamo ormai le risorse di cassa, perché poi lì quando vai a progetti devi avere il contante e non le chiacchiere o le risorse sulla carta, devi averle in contanti, cash. E se noi non abbiamo una capacità di cassa da poter gestire questa parte, possiamo solo in parte fare e andare da queste, e quindi andiamo a perdere notevoli magari realtà dove potremmo fare bilancio anche e iniziative con i progetti europei, proprio perché la nostra capacità di cassa non ce lo permette. Siamo passati in 5 anni da 2 miliardi circa di capacità di cassa a 1 miliardo e 2, con in banca sempre 1 miliardo e 2 circa che abbiamo, perché non è che la regione stia male economicamente, sta bene, solo che evidentemente la cassa nazionale, perché c'è un'unica cassa nazionale, Monti ha fatto anche questo, ha tolto le tesorerie di ognuno di noi e ha fatto una unica cassa nazionale, decidono loro non solo quanto darti ma anche quanto puoi spendere. E questa è la stabilità, no? Il tetto della stabilità anche Esattamente, regionale. la legge di stabilità, eccetera. Esatto. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove chiama? Antonio da Padova. Sì, dica. Ecco, ascolta una cosa, io seguo tanto Salvini che quando parla del discorso degli immigrati, di tutti questi extracomunitari che vengono in Italia. Fatalità, stamattina ho aperto internet e il mio sguardo si è fermato su un particolare che diceva che 2 aerei
filoamericani, diciamo, anglo-americani, sono stati abbattuti in Iraq perché erano 2 aerei che stavano portando armi all'ISIS. Ma allora, diciamoci la verità, ma allora Salvini ha ragione. Ma questo qua, qui c'è un disegno, diciamo, internazionale, cercano di svuotare l'Africa, di mandarci tutti questi extracomunitari per fare calare, diciamo, il modo di vita italiano, farlo portare al terzo mondo e calare anche, diciamo, il tenore della vita nostra per questi disegni economici. Ma questi qua, un governo c'è, esiste un governo, perché se io imparo tramite internet che c'è questi aerei che mandano armi all'ISIS, diciamo, io mi interessa, dico, ma come? Io mi sobbarco le spese di tutti questi extracomunitari, e invece là c'è una guerra alimentata dagli americani, dagli inglesi, cioè a me questo mi sorge un dubbio, ma nessuno ne parla. Io vorrei che anche voi, diciamo, che siete della Lega, che di questo particolare qua magari, io vi ringrazio dell'attenzione e buongiorno a tutti. La ringrazio, prego. Il tema dell'immigrazione è un tema molto... No, ma qua parliamo anche di alleanze. Sì, ma parto da quello, ma voglio rispondere, infatti. L'immigrazione è un tema assai pesante in questo momento in questa nazione, no? E quindi in prospettiva un Veneto che va a sinistra come governo può solo e soltanto peggiorare l'attuale situazione, per il Veneto intendo. E dalle scelte di ammazzare prima Saddam, poi Gheddafi, cioè di destabilizzare il Medio Oriente da parte di qualche solone europeo o americano, ha portato a tutta questa gran confusione o comunque, insomma, crisi medio orientale con tutta una serie di problematiche. L'altro punto di domanda che bisogna farsi, che se l'è fatto appunto il telespettatore, è quello, ma insomma tutte queste armi che girano qualcuno le dà, qualcuno li finanzia, insomma credo che i nomi e i cognomi si possano, basta andare a sequestrare un fucile, un mitra, e uno vede da dove arrivano queste robe, non ci vogliono gran geni per capire che le confusioni vengono create fa ed esfa, come si dice da noi, sempre in un interesse superiore che è quello del dio denaro o comunque del commercio di morte. Quello che poi a cascata abbiamo in questa nazione è che arriva di tutto, poi con la scusa della guerra, perché poi vediamo che alla fine è circa un 10% di tutti quegli immigrati che stanno arrivando nelle nostre coste sono realmente profughi di guerra e quindi tanto di cappello vanno aiutati, ma l'altro 90% sono immigrazione clandestina. Com'è dietrologia? Affrontavamo anche questo tema con un altro ospite per capire. È dietrologia secondo lei l'andare a vedere manovre ben diverse da gruppi autonomi o comunque così rivoluzionari come possono essere quelli terroristici dell'ISIS o vedere potenze molto più grandi che stanno a finanziarli per destabilizzare altre realtà e quindi creare delle onde di, come diceva il nostro telespettatore, di arrivi che vanno comunque a creare uno scompiglio sociale, economico, politico in un altro paese, politico magari no, però comunque uno scompiglio. È mera dietrologia, perché noi siamo anche abituati ormai ad vedere il tutto, il contrario di tutto, a intravederlo, o sono cose che possono essere effettivamente possibili, pensabili, perché veramente le persone non riescono più a capire quello che accade o che non accade, cioè tutto estremamente frammentato e ambiguo, insomma. Ma guardi, ormai... Cioè, l'informazione è molteplice, insomma, il nostro telespettatore ci ha fatto un esempio di qualcosa che ha lasciato un po' così. Credo che l'ONU ormai faccia ben poco, nel senso che quando fa comodo ci si rivolge all'ONU per fare certe operazioni, in tanti altri casi, indipendentemente da quel che pensa l'ONU o aspettare un giudizio dell'ONU, intanto si va avanti. Okay. Io quello che vedo con preoccupazione, quello che noi vediamo con preoccupazione, che sia da est, che sia dal Nord Africa, si stanno abbattendo tutti i muri che in qualche modo dividevano una cultura cristiana da una cultura islamica.
si stanno rompendo tutti o distruggendo tutti quei fronti che bloccavano le varie situazioni, ognuno diciamo parona a casa sua, e il rischio è di avere un sistema o una religione islamica che ci sta, direi anche abbastanza velocemente, da tutti i fronti conquistando. Questo può essere e non significare nulla, per carità, non voglio metterci la religione di mezzo, però la religione cristiana rispetto all'Islam sono due questioni completamente diverse, nel senso che la religione nostra se ne sta per conto suo e ognuno se la predica o come ritiene più opportuno. Di là conta prima la religione e poi il potere temporale politico. Forse è una per cui strumentalizzazione più che altro, poi alla fine sono strumentalizzazioni per arrivare a obiettivi diversi, obiettivi di benessere, obiettivi con i soldi stanno sempre dietro di tutto, perché alla fine i soldi, il potere stanno dietro di tutto. Perché diventa... Questo senz'altro, però c'è un disegno che dice trasformiamo questa società questa è la attuale minaccia, dell'Europa, sostanzialmente, mi sembra sufficientemente ecco, restando chiaro. il tema che aveva un po' introdotto il nostro telespettatore l'intervento, secondo lei intervento sì dell'Italia, intervento no, che politica attuale nei confronti, adesso il discorso è la Libia, poi per carità potranno essere altri fronti. Nel Medio Oriente noi dobbiamo fare ragionare nel concetto che il loro modo di vedere la democrazia è totalmente diverso dal nostro. Se noi vogliamo esportare, tra virgolette, il nostro modo di fare democrazia, succede come in Afghanistan, come in Medio Oriente, come in Libia, non ci sarà mai, perché sono popoli, sono abituati in un altro modo, un altro concetto della loro democrazia. Quello che per noi va bene, per un altro non va bene, ma è sempre tutto soggettivo. Il potere democratico a loro è sempre fatto da, tra virgolette, un dittatore o un qualcuno che dirige in modo importante. E quindi o li gestisci in quel modo quelle aree, altrimenti possiamo far finta e continueremo ad andare in guerra, perché sono concetti, questo è il mio pensiero, sono concetti completamente diversi, lo abbiamo visto. Quindi secondo lei la primavera araba non ha portato nessun effetto democratico da una parte o socialmente stabile dall'altra. Quindi non immischiarsi, non intervenire, può essere pericoloso. In questo momento che l'ISIS è alle porte, credo che bisogna fare un ragionamento importante, sia dal punto di vista delle porte aperte che abbiamo, quindi sia dal punto di vista comunque di una gestione dell'area. Anche se è alle porte, ma non è anche dentro, è ovunque, non si capisce bene. Sì, ormai è dappertutto. Possono essere anche sui droni che sono andati sopra Parigi, non si capisce più nulla perché hanno modalità di procedure e di azione completamente fuori dagli schemi usuali, insomma. Sì, ormai da quel punto di vista non c'è. E invece per quel che riguarda i flussi migratori, questo è un problema, stanno arrivando, ne sono previsti tantissimi e la gestione è difficile, abbiamo visto le reazioni dei sindaci, dei prefetti, il governo centrale, le dichiarazioni che ci sono state fatte e poi come rispondono, non possono rispondere i territori. Secondo lei? Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa sin dall'inizio, ancora 3 anni fa, quando avevamo visto che iniziava questa volontà e questa onda, abbiamo voluto starcene fuori, che non è una forma di dire si arrangino gli altri, perché avevamo capito un aspetto. Il primo, al di là di costare ogni immigrato oltre 1.000 euro e i nostri pensionati quando va bene hanno 5-600 euro. Quindi capiamoci che ci sono ingiustizie sociali nei confronti dei nostri... Sì, non è che i soldi vanno direttamente a loro. No, però, infatti ho detto costano, non ho detto che gli danno, costano. No, spiego costano, infatti costano 35 euro al giorno, costano, nel senso che non vengono dati a loro, per carità. Ma il sistema per vitto, alloggio e mantenere tutto quell'ambaradan, 35 euro al giorno, quindi 1.000 rotti euro. C'è l'altra questione, ed è per questo che anche noi abbiamo detto, Ministero dell'Interno, vuoi fare sta pazzia, te la gestisci attraverso le prefetture, e infatti adesso siamo al caos anche in Veneto, perché è ingestibile la cosa, perché c'era l'altro aspetto e c'è l'altro aspetto.
è quello che almeno la prima ondata di immigrazione che hanno voluto portare anche in Veneto ci hanno detto: io Stato me ne prendo carico per un paio d'anni, dopodiché chi se ne prende carico? In una realtà sociale e economica come la nostra, che non ce n'è per i nostri, e quindi poi chi si sarebbe, i comuni, la regione, ha preso carico di mantenere a 35 euro al giorno queste sfortunate persone, perché non ce l'abbiamo ovviamente con le persone che sono senz'altro sfortunate e che cadono in questo purtroppo ambaradan. Però la situazione reale è questa, che costano centinaia di milioni di euro. Lo vediamo che ogni 6 mesi, se occorre, dal bilancio dello Stato i soldi per questo li trovano, però non li trovano per i nostri esodati, per i nostri cassaintegrati, per chi resta senza lavoro o per tutte le altre piccole. Allora, in una società dove c'è abbondanza e ce n'è per tutti, va bene per tutti, ma in una società dove devi fare delle scelte, la sinistra ha fatto le scelte, preferisce aiutare prima chi arriva da fuori che i suoi cittadini, e questo la sta anche ripagando bene dal punto di vista elettorale, nel senso che si prende il suo 40%, noi comunque siamo convinti che vengano prima, purtroppo in una scala di scelte da fare, prima i cittadini veneti che hanno bisogno e poi, se possiamo, tutti gli altri. Chiarissimo, pubblicità un attimo, poi torniamo insieme.